Preganziol è una terra di ville venete che si sviluppano lungo il Terraglio. Il Terraglio è una strada napoleonica, sì, ma una volta il Terraglio era un canale che i veneziani usavano per venire in vacanza nell'entroterra. Ed è lungo questa via che si sviluppa il turismo slow e le sue osterie e trattorie. Buongiorno Sindaco. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Preganziol, città delle ville venete. Sì, ville venete con una grande storia che si trovano lungo questo percorso. Sì, questo percorso, il percorso che caratterizza il nostro territorio è il Terraglio, la statale napoleonica che ha una grande storia. Croce delizia del nostro territorio perché lo divide in due, di fatto creando una difficoltà nell'individuare il vero centro di Preganziol, ma dall'altra parte creando questa via di collegamento fra Treviso e Venezia che fa del nostro territorio ovvero un baricentro di questa zona. Abbiamo detto ville venete come quelle che abbiamo qui proprio di fronte a pochi passi. Sì, qui abbiamo Villa Franchetti, poi Villa Taverna, Villa Colombina, sono davvero tante queste storiche dimore dei veneziani. È proprio lungo la strada del Terraglio, perché così viene chiamata il Terraglio. Ma perché? Terraglio sarebbe terraleum, la sua origine, ovvero terrapieno, nel senso che il vecchio canale era stato scavato portando tutta la terra poi su uno dei lati. Il lato veniva abbattuto dai viandanti che di fatto hanno poi creato questa strada parallela al canale. Tanti personaggi hanno caratterizzato la storia di questo territorio e ne parliamo con Francesca Gallo, la nostra storica. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Il primo punto di riferimento che darei su questa ciclabile è appena passato il boschetto c'è via Aglaia Nasillide e in tanti chiedono ma che nome strano, ma come mai si chiama così la via? Aglaia Nasillide è stata all'epoca Angela Veronese, nasce a Caonada di Montebelluna, poi va a servizio della famiglia Zenobio e a Venezia comincia a entrare nei circoli culturali e diventa poi una poetessa. E da qui ci colleghiamo con la chiesetta che adesso ti porto a vedere, dove è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, con la quale Aglaia Nasillide aveva una relazione letteraria molto importante. Allora via con la nostra prima tappa. Ecco Ida, ti dicevo, qui è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, che nasce a Corfù nella seconda metà del Settecento, sposa poi un veneziano, Marin, e comincia a frequentare Venezia. Lì crea un cenacolo culturale molto importante, letterario molto importante. In seconde nozze sposa Albrizzi e viene a vivere nella villa qua di fianco. E quindi poi prima metà dell'Ottocento, quindi nell'836 quando muore, viene sepolta qua. In questi anni che lei ha vissuto tra Venezia, poi Gardigiano e poi Preganziol, sono passati tantissimi artisti qua, da Foscolo a Byron e Pindemonte, con cui lei appunto ha lasciato dei segni importanti a livello letterario e non ultima la sua presenza qua. Francesca, è quasi mezzogiorno, noi dobbiamo far tappa per mangiare e ci fermiamo da Ombre Rosse. Ma cosa sarà mai un'ombra? Andiamo a vedere. Eccoci arrivati all'osteria Ombre Rosse, sì, ma che cos'è un'ombra in questa zona? Dovete sapere che i viandanti, i mercanti che si fermavano in questa zona oppure a Venezia si riposavano all'ombra del campanile di San Marco e chiedevano un bicchiere di vino. Ecco, da lì arriva il nome ombra, che vuol dire piccolo bicchiere di vino all'ombra del campanile. E dentro ci aspetta Claudio, il nostro oste.
Ed eccolo Claudio. Buongiorno, cara. Buongiorno, Il nostro buongiorno. oste qua su Traversa de Curame. Cosa vuol dire avere una traversa? Vuol dire appartenere a una loggia di enotecari che avevano fatto una fondazione che si chiamava Enoiteche. Cosa vuol dire essere un appassionato di vino? Vuol dire assaggiare vini in continuazione, aggiornarsi, visitare cantine, proporli. Certo, perché quella del vino è una vera e Sì, è propria vero, una vera e cultura. propria- sì, è proprio una vera e propria cultura. Girare l'Europa anche perché... Claudio, mi hanno detto che tu sei detentore di una cantina formidabile, ma non mi porti a vedere? Sì, ho po' più di 1000 etichette di vini di nazionalità e di regioni diverse. Ma Stefano, ma Buongiorno Ida. carissimo, sei qua anche tu in cantina, ma sei un intenditore di vino? Più che altro mi piace bere buoni vini e qui da Ombre Rosse si cade sempre sul sicuro perché Claudio ha una cantina con un numero di etichette impressionante. Il Fosco di Miani Riserva è un vino molto molto raro e fatto con produzioni bassissime, 900 bottiglie all'anno. Come si Sono fa? pochissime. Come si fa a capire che è un buon vino? Bisogna girare, cominciare a bere, sentire il profumo del vino. Assolutamente, perché il vino qui viene accompagnato a dei buoni piatti che noi adesso andiamo subito a vedere di Ok. sopra. Eccomi qua. Allora, un tramezzino che facciamo noi con le acciughe purtroppo del Cantabrico, che sono le più buone del mondo. Però purtroppo questi sì. fagioli hanno radicchio e preganzioli. È buono, Stefano. Ida è buonissimo e adesso ti porto a vedere il territorio da cui questi prodotti, questo radicchio e questi fagioli arrivano. Il nostro viaggio continua e torniamo nella ciclabile del Terraglio Slò, dove ritrovo naturalmente il nostro sindaco. Siamo proprio in uno dei posti caratteristici rispetto alle particolarità che vedevamo prima, quindi ville, terraglio, percorsi ciclabili. Qui sbuca appunto uno dei tratti di nuova realizzazione del Terraglio Slò e ci troviamo al ristorante La Magnolia. È attivo dal 1969, quindi sono oltre 50 anni che questa attività è stata avviata e proprio questa longevità ha portato la Regione Veneto a dare il riconoscimento a questa attività come locale storico veneto. E qui si può mangiare solo ed esclusivamente pesce. Che meraviglia, sindaco! Un pesce questo importante, il rombo. Sì, importante perché è un pescato del giorno, pesce fresco, abbiamo detto di carne bianca. Vero Luca? Assolutamente sì. Questo è il nostro cavallo da battaglia che abbiamo, il rombo al forno con le patatine. La ricetta per i nostri telespettatori. Beh, allora prendiamo un bel rombo da 1,5 kg, lo puliamo, lo mettiamo in una teglia, lo condiamo, sale e olio, un po' di prezzemolo, noi ci mettiamo anche un po' d'aglio, non tanto, un pochino gli dà un po' di profumo. Poi ci mettiamo le patatine, pomodorini e olive, un altro po' di sale e anche un po' d'aglio anche nelle patatine col prezzemolo e lo inforniamo a 165 gradi per 25 minuti. Anche questo è un lavoro importante per far assaporare un pesce così. Assolutamente sì. Ha bisogno Bisogna avere una certa manualità, ma dopo averlo fatto qualche volta, insomma, si riesce e si a spina farlo bene. abbastanza. Si spina bene. Paolo, è buonissimo e vorrei dire è così salato che si sente tutto il sapore del mare. Fai il carico delle energie, Ida, perché adesso ci aspetta un altro bel giro nel percorso ciclo naturalistico del Sambuco. Stefano, eccoci arrivati nel percorso ciclo naturalistico il Sambuco. Sì, Ida, siamo in una delle zone più belle della campagna trevigiana, della Bassa Trevigiana, e questo percorso ciclopedonale consente di attraversare il nostro territorio rurale, di ammirarne la flora, la fauna e di ammirare ancora le campagne così come erano tenute e mantenute, come sono state mantenute negli anni e come lo erano storicamente. Le nostre siepi campestri, i nostri
alberi, i nostri fiori in primavera, ma Certo. adesso anche i bellissimi colori dell'autunno e dell'inverno. Percorso il Sambuco, ma che cos'è? Il sambuco è una delle piante tipiche di questo territorio, di queste nostre campagne che possiamo vedere poi. Un percorso lungo quanto? È un percorso lungo 13 km partendo dal centro di Preganziol, di cui una parte ad anello attorno alle nostre campagne. Un percorso che ha anche una sua storia che noi andiamo ad ascoltare. Francesca, qualcosa di storico importante c'è da dire qua, le nostre tradizioni. Sì, perché abbiamo parlato di ville, abbiamo parlato di territorio, ma in realtà il territorio di Preganziol era prevalentemente contadino. Era un mondo rurale, legato sì alle ville, perché erano i signori del paese che erano proprietari delle terre, delle case, delle persone, e queste persone, questi contadini, sono quelli che hanno salvato questo territorio e che l'hanno reso per certi versi identitario in questo paese. Certo, e anche sapiente, come sapiente sono rimaste nel tempo le mani dei contadini che lavorano ancora al giorno d'oggi i prodotti e che li propongono al vasto pubblico, dove noi adesso andiamo. Ci troviamo nella frazione di Saint-Bughet e fin dalla notte dei tempi qui c'era l'usanza di far benedire le case. Sì, perché in questa via, in questo piccolo quartiere, di famiglie ce n'erano solo 3. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, grazie. E voi eravate proprio una di famiglia delle queste 3 colonie, Favretto e Micheletto. Noi abbiamo dato il nome dell'azienda agrituristica Le Colonie. Cosa sia questo? Una roba grande così. Questo è un insaccato, è un prosciutto crudo che viene ricavato dalla coscia del maiale, la coscia viene disossata e viene insaccata. Quindi questo è un prosciutto crudo fatto da voi? Esatto, e tutti gli insaccati che noi facciamo, li facciamo naturali, senza conservanti e nitrati, come un tempo, come i contadini. Qui abbiamo una soppressa, sempre fatta a sale e pepe con aromi e spezie e nient'altro. Sì, i formaggi? Questo è un formaggio, poi abbiamo il pane fatto in casa, la nostra farina che la facciamo un po' tostare prima, lì abbiamo il prodotto trasformato, quelle sono polentine con ali di guanciale. Questo è il musetto in crosta che all'interno si trova del radicchio che adesso è nella stagionalità, accompagnato il nostro radicchio fatto da noi con cuore, piantato da noi, messo sott'olio e marinato all'aceto. Da noi, questa è la parola cardine che io sento che tu dici, da noi perché? Perché oltre alla sapienza e all'esperienza, signori, qui si capisce che c'è anche il cuore. Lasciamo Preganziol, anzi, lascia a voi la scoperta di questo itinerario tra territorio, ville venete ed enogastronomia. E grazie, gentili telespettatori, di essere sempre in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari.